È un tema che è ovviamente trasversale a tutti e tre i settori dell'ingegneria, è un tema nuovo, è un tema che riguarda moltissimi aspetti dell'ingegneria, perché gli aspetti manageriali ormai entrano fortemente nella nostra società, quindi diciamo una gestione più professionale dei progetti, sia dei progetti edili ma anche progetti informatici, ma anche e soprattutto la gestione dei RUP, dei responsabili del procedimento, che vanno nella direzione di una maggiore managerialità, quindi di una maggiore attenzione al progetto dal momento della ideazione fino all'esecuzione finale dei lavori. È una scommessa che abbiamo fatto da tempo, anche con una strettissima collaborazione col PMI, è una collaborazione con uno dei maggiori enti certificatori di questo settore, quindi crediamo fortemente in questo progetto perché pensiamo che ci possono essere notevoli sviluppi lavorativi per i nostri colleghi, e per quello che noi sappiamo questa certificazione è stata immediatamente spendibile sul mercato del lavoro. Project Management è un insieme di tecniche strutturate che ti permettono di gestire nel miglior modo i progetti. Ci si scopre project manager perché ognuno di noi gestisce progetti in qualche modo, che sia la festa di compleanno della propria figlia oppure la costruzione di un'astronave. Entrambi sono dei progetti, entrambi necessitano di tecniche, di strumenti e di metodologie utili a rispettare i tempi, a rispettare i costi e tutti gli altri vincoli, come quelli legislativi per esempio, necessari per raggiungere gli obiettivi. Il corso Basic si rivolge a professionisti che si approcciano per la prima volta alla professione di Project Management. Sostanzialmente non hanno un'esperienza consolidata e vogliono acquisirla attraverso una conoscenza che comporti la rivisitazione di tutte le parti del progetto, così come inteso nella filosofia del PMI. Nel nostro corso noi introdurremo i concetti base di Project Management e svilupperemo le tre fasi principali del progetto, che sono la fase di startup, la fase di execution e la fase di rundown. Seguirà anche un appendice con un'introduzione a quelle che sono le soft skill e concluderemo il corso per poi introdurre i concetti che verranno poi sviluppati nel corso avanzato. Il corso di preparazione alla PMP Credential del PMI è un corso orientato a preparare professionisti che operano già nel campo del project management, quindi che assumono questo ruolo di project manager, e di prepararli a sostenere l'esame di certificazione. È un corso quindi orientato a chi ha già dei requisiti, dei prerequisiti per poter poi formulare l'application e partecipare effettivamente all'esame. Non è necessario essere effettivamente laureati, perché potrebbe anche esserci qualche diplomato che però ha un'esperienza un po' più lunga in termini di ore, sempre nell'ambito del project management. All'interno di questo noi abbiamo pensato ad un percorso che riesce a coprire tutti gli ambiti del project management, quindi andando ad analizzare tutti i processi che si svolgono all'interno della gestione di un progetto, e quindi a approfondire ciascuno di questi elementi proprio finalizzandolo all'esame. La certificazione si ottiene con un esame, che è un test a risposta multipla. Sono 200 domande da sostenere all'interno di 4 ore di esame consecutive. Sostenendo questo tipo di attività, quindi per titoli, quindi bisogna prima di aver dimostrato di avere effettivamente svolto delle attività, e aggiungendo appunto il superamento dell'esame si può accedere alla certificazione.